Va bene, quindi cittadini padovani, state attenti alla sera a non parcheggiare nelle piazze perché c'è il vice, vi dà la multa, quindi il sindaco ha detto arriverà multa a bizzeffe, io consiglio a tutti di non andarci così eviterete di pagare la multa e soprattutto darete spazio a una città davvero straordinaria e vivibile che nel non vedere le macchine parcheggiate diventa ancora più bella nel vederla. Va bene, l'altro argomento, il tema che è venuto fuori, il plebiscito. Il plebiscito è una situazione dove anche lì ci sono molte critiche perché tanti ti hanno detto è giusto rimanere all'Euganeo, via discorrendo, insomma, i lavori continuano ad andare avanti, i parcheggi anche, andiamo a vedere il servizio e poi lo commenteremo in studio anche questo. Dopo le indicazioni dei Vigili del Fuoco su come risolvere alcune criticità riscontrate sulla bozza del progetto del nuovo stadio plebiscito, dopo il via libera preliminare da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, è arrivato anche il via libera con qualche prescrizione da seguire da parte del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, chiamato a dare una consulenza idraulica preventiva sui lavori di sistemazione dell'impianto di via del plebiscito, destinato a diventare la casa del calcio Padova nel giro di 2 stagioni calcistiche, tanto che il progetto rientra nel programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018. Si prosegue quindi per la realizzazione del progetto definitivo dei lavori da eseguire. Gli interventi necessari prevedono il recupero e la messa a norma delle tribune esistenti, compresi i locali sottostanti ad esse, la realizzazione di 2 curve per una capienza complessiva di circa 4.000 spettatori, di cui una, quella destinata ad ospitare la tribuna Fattori, sarà interamente coperta da pannelli fotovoltaici. Inoltre il posizionamento di sistemi di videosorveglianza nell'intero impianto e la realizzazione di parcheggi con conseguenti interventi di viabilità. Il tutto per una spesa complessiva programmata per l'anno 2016 di 3 milioni di euro. Di questi 1.950.000 euro sono destinati, espropri compresi, alle nuove aree di sosta, che complessivamente saranno in grado di accogliere oltre 1.000 auto, a servizio della cittadinanza e non esclusiva dei tifosi durante le partite. 2 le zone distinte in cui sorgeranno, una a ridosso di via del Vigolo di 30.000 metri quadrati complessivi e l'altra tra via del Plebiscito e via Geremia di oltre 11.000 metri quadri. In più, di fronte a quest'ultima, verrà realizzata una terza area di sosta per 250 auto. Allora lì Massimo il plebiscito deciso, io delle volte dico sempre, ma il plebiscito forse non ci andrà, forse. Io avevo un'altra idea che magari io avrei visto le curve dell'Euganeo, quelle fatte dietro le porte, tolte la pista e via, ma però sei partito con questa ed è un'idea che ormai va avanti, è proclamata e si porterà a termine. Ma non mi sono assolutamente pentito né io né nella Giunta, anzi man mano che vedo l'avanzarsi dell'iter e quindi con i pareri favorevoli dei Vigili del Fuoco, del Consorzio, tanto perché così si capisce da casa che iter hanno queste opere pubbliche, capisco che, insomma, che la scelta è la scelta veramente giusta, anche perché dopo abbiamo valutato la possibilità attraverso quindi APS, opere e servizi, di destinare questi parcheggi anche a parcheggi scambiatori per la città, cioè là vengono fuori più di 1.000 posti auto che ovviamente sono utili durante la settimana, sono utilissimi ovviamente durante le partite e a norma perché ingressi separati, si sa insomma che il calcio purtroppo ha questo problema che con la tensione che c'è all'interno degli stadi, invece, apro parentesi, invece di fare come gli inglesi o come da altre parti che hanno tirato via tutte le recinzioni, sì, però anche tutti qui i sistemi di sarebbe sicurezza, da prima pagina, poi vanno all'estero e fanno danni all'estero. Però a casa loro c'è la galera all'interno. Perché c'è la telecamera che si ti riprende. C'è anche la galera proprio. Sì, c'è la galera, ti mettono dentro subito e non c'è separazione tra il campo di gioco, il primo che entra in campo viene preso, buttato dentro però, e non entra mai più allo stadio. Scusa, ti trovo perché è un argomento che ci tengo. Però negli altri, in Inghilterra hanno fatto così, vai negli altri paesi, gli stessi tifosi, perché le leggi dello Stato ti danno più garanzie di fare quello che vuoi, non si comportano come nei loro paesi dove la legge è più severa. Insomma, cioè. Però quello che voglio fare capire è che non è tante volte la struttura determinante nel comportamento dei tifosi. No. Cioè non è la barriera, perché quello che non fanno dentro fanno fuori magari.
cioè tu magari metti la barriera e dopo si menano fuori dal campo, Certo. e quindi non è tanto, io l'ho visto che quando stavo in Inghilterra, cioè andavi allo stadio e se volevi potevi anche entrare in campo, è che entravi con il paltò bianco e uscivi col paltò nero, ecco, perché ovviamente ti prendevano e in cattivi modi ti sbattevano in galera, come è stato detto prima. Cioè, il tema del plebiscito è che i parcheggi saranno parcheggi per la città anche, quindi verrà migliorato anche il sistema del traffico, ma soprattutto anche il passaggio dei bus là davanti, quindi sarà possibile parcheggiare il plebiscito e prendere il bus e dopo andare all'ospedale, in città, di qua, di là, ecco. Verrà migliorato il parcheggio anche per le attività già esistenti, perché è vero che ci saranno le partite, no, non solo di calcio, ma ricordo chi ci ascolta che lo stadio è uno stadio che in tutta quanta la progettazione, e si vede anche dalle fotografie con la linea di meta, cioè è stadio per il rugby, per il calcio e per il football americano. Quindi è stato studiato per queste tre discipline. Ci saranno ovviamente le tribune vicine al campo, quindi non ci sarà più il problema di tribune lontane dal campo come c'è a Leuganeo. Ci saranno le due tribune laterali, che sono quelle esistenti, dove verranno sistemati, i lavori sono già cominciati, tutti quanti le nuove sedute, quindi ci saranno nuove sedute, ci saranno i sistemi anche per, purtroppo negli anni ci sono stati anche parecchi infortuni perché gradoni molto alti, gente che è caduta, quindi sistemi anche in modo che si esca solamente da alcune parti, ci saranno i tornelli, ci sarà la videosorveglianza, insomma è uno stadio che non era a norma, e questo lo dico a chi sta criticando questa importante opera. Quello era uno stadio dove non si poteva giocare più niente, perché perfino le ultime partite di rugby sono state fatte, quelle del 6 nazioni femminili e l'Under 20, sempre 6 nazioni Under 20, durante la partita e alla fine ci sono stati feriti, gente che è caduta, gente che si è fatta male, ecco, quindi lo stadio non era più a norma, quindi andava comunque adeguato e messo a norma. A Leuganeo non si può giocare in quelle condizioni, io penso che il plebiscito sia la soluzione migliore, però il giudizio, lo dico a chi sta criticando, datelo alla fine, quando faremo le prime partite, quando entrerete nel nuovo plebiscito. Il giudizio datelo dopo, sospendetelo per un anno. Va bene, datelo dopo, perché i giudizi preventivi mi ricordano i giudizi preventivi della Stanga, cioè io ho messo via gli articoli, un pacco di articoli così, e le lettere di professori universitari, va bene? E lo dico, diremo anche nome e cognome alla fine, quando di esperti, di viabilità, di comitati e tutti, che dicevano che non sarebbe mai funzionato quel progetto che funziona benissimo, quindi sospendete il giudizio, aspettate di andare dentro a vedere una partita e di visitarlo e di valutare dopo. Una delle, io nel sentire... Perché noi abbiamo anche un secondo stralcio di questo progetto, lo dico questa sera. Il secondo stralcio è chiudere le curve completamente, quindi c'è il primo stralcio che è così, ma non è che ci fermiamo là, poi ci sarà il secondo stralcio della chiusura, quindi verrà un vero stadio. L'unica, Massimo, critica che io sento... Andremo oltre i 15.000. Ecco, io sento dalla gente, è abbastanza anche rumorosa, non la gente ma il rumore che arriva, è che quasi tutti dicono è impossibile che con i soldi stanziati dal Comune riesca a fare tutto quello che vuole il sindaco Massimo Bitucci. Per noi ci vorranno 6-7 milioni di euro. Allora io rispondo. Uno, abbiamo aumentato le tasse, cioè i soldi per fare tutte queste opere pubbliche, le abbiamo prese dalle tasche dei padovani? No, perché abbiamo dimostrato che stanno diminuendo le tasse. Il plebiscito andava sistemato comunque? Sì. 3 milioni di euro è una somma, cioè se il nuovo stadio, avete visto che fine ha fatto il progetto del nuovo stadio, se il nuovo stadio si parlava da 50 ai 70 milioni di euro,
cioè adesso sinceramente, abbiamo speso 4 milioni e mezzo di euro per sistemare alcuni padiglioni dei tetti della fiera, volete che un comune non possa spendere 3 milioni di euro per sistemare un impianto sportivo? Certo, ma di cosa stiamo parlando? Ma siccome però il comune diceva, l'amministrazione, che il costo era 3 milioni, invece da quello che stai dicendo ora mi sembra che sia di più, però giustamente dici non va ad incidere sul cittadino padovano. Ma se io do i servizi migliori ai cittadini, maggiori impianti, maggiore sistemi di viabilità, stiamo facendo il centro congressi nuovo e così, e lo diamo senza aumentare di un euro al cittadino, e qual è il problema? I conti li faremo fra ovviamente 3 anni, no? Quando sarà finito il quinquennio del mandato, e a quel punto uno dirà quanto hai speso, quanto non hai speso, hai tassato i cittadini, hai usato risorse che invece potevi usare in altro modo. La questione è solo, da 3 milioni tutti dicono se ne spenderanno il doppio, però se l'amministrazione non li fa incidere sul cittadino è giusto che... io penso che alla fine ci sia un'esigenza che va soddisfatta, è come il Colbacchini, no? Il Colbacchini, uno poteva dire, ma insomma c'è la pista atletica a Leuganeo, andate a Leuganeo, però non è che si ragiona così, il Colbacchini è in centro all'Arcella, è lo stadio dell'atletica, certo. Andava rimesso a posto. L'Arcella è il quartiere più popoloso di Padova, tanti ragazzini dell'Arcella vanno al coso perché devo portarlo a Leuganeo, quindi quei soloni che certe volte dicono delle cose ridicole mi danno l'impressione che conoscono ancora, che non conoscono la città. C'è gente che abita a Padova che non conosce la città. Questa è la realtà. Ci sono amministratori e politici del PD che parlano con me, e quando parlano gli dico: no, guarda che quella non è la via che dici tu, quella è via Valeri. Ah sì, no, sì è vero. Nel senso che non conoscono neanche la loro città, perché il sindaco di Padova che abita a Cittadella, visto che ogni tanto dicono e fa 70 km al giorno o 150 km al giorno per venire a fare il sindaco di questa, 35 di questa, perché avanti indietro, certe volte 2 volte al giorno, capito, per poter magari mangiare a casa e dopo tornare la sera, perché ci sono appuntamenti della mattina, del pomeriggio e della sera, ecco, quindi capite che tante volte si va su e giù come una trottola. Lo faccio volentieri perché faccio il sindaco di Padova. Il sindaco di Padova studia. Ho una cartina geografica, va bene, di Padova, adesso ne sto mettendo un'altra in ufficio, ho quella urbanistica con tutta la realtà, sto facendo fare una grande cartina gigantesca con tutte le scuole e tutti gli impianti sportivi, perché voglio sapere esattamente dove sono gli impianti sportivi, le scuole, e voglio vederlo io con i miei occhi graficamente, va bene. Perfetto. Io quando faccio un progetto studio la via, vado a vedere la zona, la gente mi vede che vado a vedere i progetti. Quando c'è un progetto, il sindaco va a vedere il progetto, lo commenta, tante volte anche lo modifica. Quante volte sono andato alla rotatoria La Stanga insieme al comandante a dire: questa cosa non funziona, tagliamo quell'angolo, non vedi che le macchine fanno un giro della Madonna, non si può spuntare questo, perché una cosa è fare il progetto, va bene, una cosa è calare il progetto poi sul posto dove viene realizzato, soprattutto i progetti di viabilità, bisogna guardarli. Certo, ed è giusto, e poi anche magari... L'altro giorno sono stato a Mortise a vedere una questione di viabilità in una via dove corrono le macchine all'impazzata. Abbiamo deciso di trovare un sistema di rallentamento, ma io ho visto, sono stato là mezz'ora a vedere le macchine che correvano. In effetti ho dovuto dare ragione ai cittadini. Certo. In effetti scendendo dal ponte la gente aumenta di velocità e arrivano in zone urbane a 100 e passa km/h. Quindi possiamo dire che il plebiscito verrà fatto, i soldi saranno di più, però non verranno intaccate le tasche dei cittadini. Saranno di più quando faremo l'ulteriore stralcio. Nel primo stralcio è previsto quello che vi abbiamo detto. Dal mio punto di vista... Comprese le curve sono i 3 milioni. Sì, dal mio punto di vista le curve vanno chiuse, quindi anche negli angoli, per creare, diciamo così, l'anello. Attualmente ci saranno ovviamente le tribune nord, sud, est e ovest, va bene? Certo. Quindi con la tribuna Fattori, ecco, coperta peraltro. Però lasceremo degli spazi, no? Degli spazi che sono la chiusura dell'anello. La chiusura dell'anello dovrebbe portare a più di 15.000 posti, quindi anche un'eventuale Serie A, va bene, o anche una partita internazionale di rugby con tanti spettatori potrebbe essere giocata
Ecco, io prendendo e copiando un attimino gli stadi, un paio che ho visto in Danimarca, in quelle curve farei anche un albergo, così se lo pagano chi lo fa, e con le stanze che vedi il terreno di gioco, e chissà, magari sarebbe un'idea anche questa, do un'idea che magari verrà stracciata. Vabbè, staremo a vedere anche questo. L'ultimo invece che ci tengo particolarmente, credo ci tengono i padovani, ma sono Bitonci, è l'ospedale di Padova. Vorrei fare un gioco come una volta l'ha fatto Bruno Vespa con Berlusconi, di farti firmare in questa trasmissione una carta, però io sono stato in ospedale, ho avuto, non è bello dirlo, però dico, ho avuto 16 operazioni, quindi sono stato 16 volte in sala operatoria, e mi piacerebbe tanto, prima della fine del tuo mandato, finalmente che la prima pietra ci fosse davvero. Se ti faccio firmare, non oggi, magari in una prossima puntata, una carta, me la firmi? Firmo volentieri dopo agosto, perché... facciamo dopo le ferie, va bene. Dopo agosto, e spiego anche perché. Perché nel cronoprogramma deciso, è la prima volta che c'è un cronoprogramma, prima c'era un accordo, però nebuloso, nel senso un accordo di programma firmato, però non era stato fatto praticamente niente, non c'era la proprietà dell'area, non c'era la disponibilità, non c'era le opere di viabilità, non c'era niente. L'accordo fermo, io sono divenuto sindaco e c'era questo accordo firmato dalla precedente amministrazione su Padova Ovest, ma neanche un sassolino realizzato e di proprietà dell'amministrazione. Noi abbiamo trovato l'area, Padova Est, doveva andare un centro commerciale, abbiamo deciso di rinunciare a quella cifra. Leggo sui giornali interessi, che uno lo fa di qua per interessi, per soldi, perché... Il sindaco di Padova ha ricevuto sempre e solo il liquidatore, perché quella è una società di un'area, purtroppo come tante altre, come il PP1, come tante altre aree a Padova, che era in liquidazione. Quando ho incontrato il liquidatore è venuto con gli avvocati delle banche, questo fa capire chi sono i proprietari. Quando vengono le banche vuol dire che ci sono dei debiti e quindi la società è sicuramente molto indebitata. Io ho chiesto al liquidatore di spostare la parte pubblica che andava comunque ceduta all'amministrazione comunale, ma era attorno alla parte dove si doveva, diciamo così, nascere questa lottizzazione, ex Edibasso. Ho chiesto di prenderla e spostarla tutta in adiacenza della parte già di proprietà del comune, capito? Quindi in modo che sia chiaro, non è che là i privati ci danno, cioè il comune ha già 280.000 metri che sono nostri, dei padovani, va bene? Poi ci sono altri 150.000 metri che vengono messi a disposizione da parte di questa lottizzazione, va bene, di privati, ma è area pubblica, quindi il Comune non ha chiesto nient'altro di venire in possesso di quello che doveva essere già suo, modificando però il piano, perché mentre prima era distribuito intorno, l'area Certo. verde, viene data tutta in adiacenza. Questa è l'operazione, l'unica operazione che abbiamo fatto, tutta regolare, tutta in trasparenza, con accordo firmato con delibera di giunta dell'ottobre dell'anno scorso e negli atti del Comune, quindi niente fatto, tutto in maniera estremamente trasparente, che dice tutto questo. Perché dico che firmerò dopo agosto? Perché nel cronoprogramma che abbiamo deciso 2 settimane fa in Regione, noi la proprietà dell'area nostra del Comune, che potrei darla domani, più quella che ci devono dare i privati, la daremo in agosto alla Regione. Quindi questo sarà, quindi a settembre firmo volentieri, perché quando il Comune ha messo a disposizione della Regione 500.000 metri, voglio vedere chi si oppone dell'opposizione. Devo dire che francamente ho trovato positivo, perché ovviamente questa città ha avuto dei sindaci che hanno portato avanti delle altre opzioni, no? Ho letto con un certo piacere che anche ex sindaci hanno detto non importa dove si fa, l'importante è che si faccia. Questa la trovo un'apertura delle ultime settimane positiva. Devo dire che questa apertura avviene anche in un momento in cui ormai hanno perso ogni speranza di bloccare l'ospedale, perché chi ha tentato di bloccare l'ospedale per anni, magari negli ultimi 2 anni addebitando la colpa al sottoscritto, ha capito che le cose vanno avanti, quindi è meglio intestarsi eventualmente una possibile vittoria, piuttosto che dire sì, abbiamo corso solamente contro,
come è successo, devo dirlo francamente, col Presidente della provincia, che fino all'ultimo momento ha puntato sull'Allegri, sapendo benissimo che l'Allegri non potrà mai essere utilizzata come area per l'ospedale, perché c'è un aeroporto e l'aeroporto a breve va in gara ed c'è la zona militare e i militari avevano già detto che non sarebbero mai andati via da quella zona. Quindi è stato un tentativo subdolo di bloccare la più importante opera di Padova, ma non solo di Padova, dell'intera regione Veneto, perché l'ospedale di Padova diventerà il polo ospedaliero più importante del Veneto. Questo è. Ma c'è un'opposizione continua, diciamo anche da una parte della stampa, che ogni giorno continua, martella. Abbiate fiducia, vedrete che a agosto consegneremo i terreni e finirà questa diatriba e allora il pensiero sarà invece come progettare, come finanziare e quando partiranno effettivamente i lavori. Noi abbiamo dato il regionale, però ricordiamo è stato nominato un nuovo direttore generale oggi, Domenico Scibetta, giusto questo per dovere di cronaca, il servizio l'abbiamo visto e l'abbiamo messo nei nostri telegiornali. Ecco. Buon lavoro da parte mia, non abbiamo mai fatto una questione di, ovviamente né io ho fatto nessuna indicazione al governatore che ha scelto in piena libertà, come è giusto che sia. Salutiamo anche ovviamente Dario che è andato e che prima è stato direttore dell'azienda con cui abbiamo lavorato molto bene, è stato direttore poi della nostra ULSE, ha fatto una scelta sua personale e quindi è andato poi a lavorare e va a lavorare in Trentino Alto Adige, a Trento. Ecco, in questo ragionamento prima di chiudere Massimo Bitonci si vociferava che determinati reparti andranno via dall'ospedale di Padova per approdare a Monselice, a Rovigo, chi più ne ha più ne metta. Poi sentendo altre persone... C'è stata una secca smentita del governatore esatto. Settimana scorsa proprio che ha detto pediatria resta lì e andrà nel nuovo ospedale, quindi ha bollato come fantasiose, leggetevi i verbali della commissione, fantasiose queste cose che vengono dette in giro. Direi un po' messe in giro ad arte anche, perché c'è una volontà stranissima, perché bisognerebbe difendere le proprie istituzioni. Io quando ero sindaco di Cittadella ho sempre difeso l'ospedale di Cittadella e Campo San Piero, sempre della nostra ULSE. Da sindaco di Padova difendo i nostri ospedali. Questa cosa di parlare male della nostra sanità è una cosa brutta, c'è una cosa negativa, c'è una cosa di chi non ama la propria, la propria città, la propria provincia, la propria sanità. Cioè, se la sanità veneta è la migliore d'Italia, cioè la sanità padovana è tra le migliori d'Italia ed Europa, ma perché dobbiamo essere sempre là a dire critici, che tutto fa schifo, che è la peggiore del mondo, che tutto va a Verona, che tutto va a Treviso, che tutto va... Perché bisogna... Ecco, ma è una cosa veramente pazzesca. Faccio una battuta che non auguro a nessuno però, perché bisogna provarla e l'ho provata e posso dire che, specialmente nel reparto dove sono stato io, è una... Ma se vengono qui a operarsi al cuore, certo. Operarsi al fegato, a farsi i trapianti, chirurgia, a farsi abbiamo lo IOV, esatto. Abbiamo... Se c'è un bambino malato, purtroppo che ce ne sono tanti bambini malati, vengono a curarsi a Padova, va bene, alla Città della Speranza, al nostro reparto di pediatria oncologica, cioè dobbiamo sempre denigrare tutto quanto, ma io dico è una cosa veramente pazzesca, ma se da tutta Italia vengono a Padova, che quando vado in ospedale sento solo persone del sud che vengono, ma vengono a Padova perché è il peggiore ospedale o vengono a Padova perché è il migliore ospedale? Certo ci sono le strutture da migliorare, faremo l'ospedale nuovo, però non buttiamo sempre tutta via l'acqua e anche il bambino. Dopo le ferie, agosto, ci vedremo qui, faremo la firma come un trattato. Vabbè, siamo in conclusione, faccio una domanda poi un po' più tranquilla perché stasera proprio Massimo, questa notte ti sei proprio adoperato in maniera molto importante per raccontare quello che succederà a Padova. Tu sei un tifoso di rugby, non di calcio, però sta giocando l'Italia, l'Italia lunedì gioca con la Spagna agli ottavi di finale. Concludendo questa puntata, cosa farà secondo te l'Italia con la Spagna? Ma io ovviamente spero che
spero che l'Italia vinca e spero che vinca anche i campionati. Non è che, per la città io penso che poi noi potremo come amministrazione mettere fuori degli schermi giganti, quindi aspettiamo un po' di vedere, ecco, però lunedì si potrebbe anche mettere uno schermo gigante, adesso ne parlerò, ecco, se c'è richiesta potremo mettere nelle piazze uno schermo in modo che la popolazione possa vedere la partita. Sì, beh, è un orario un po' insolito perché si giocherà alle 18, magari c'è ancora il sole. C'è il problema della luce. Magari la partita è successiva perché l'Italia vincerà con la Spagna. Quindi... Certo. Vabbè, ringrazio Massimo Vitonci, è stato con noi. Grazie, buona serata, buonanotte a tutti. Una bella puntata, molto interessante, buonanotte davvero, grazie a Massimo Vitonci. Grazie, un saluto. Buonanotte.